Purtroppo. Buonasera, e Alessandro Mocellin dell'Accademia della Lingua Veneta. Buonasera. Bentornato anche lei, professore. Parleremo anche ovviamente di questo, ma professore, allora, questi cambiamenti climatici, no? Anche nella storia. Adesso si dice sta cambiando il clima, ma è sempre stato così? Qui mi presto un settore che non è direttamente il mio, però quando si comincia a studiare un po' la storia, e qui ci metto proprio il discorso della storia veneta, visto che siamo in questa trasmissione, quando noi pensiamo che Padova è una delle città dell'Italia, diciamo, fondata per prima, circa 450 anni prima di Roma, e i Veneti sono l'unica popolazione che è citata nell'Iliade, e l'Iliade di Omero, la guerra di Troia, che è avvenuta circa 1200 anni prima di Cristo, quindi 3200 anni prima di oggi, e era praticamente, prima che arrivasse la Bibbia, era il libro per eccellenza. E noi veneti all'interno siamo citati come allevatori di cavalli alleati dei troiani, che abbiamo perso la guerra, ma vabbè, insomma. Ecco. Ma a parte questo, insomma, questa piccola chicca, perché noi veneti, questa è la parola che credo potrebbe fare da trait d'union di tutto questo discorso, e basando anche su quello che diceva giustamente il sindaco Mestriner, in realtà qui siamo inconsapevoli. Siamo inconsapevoli del fatto che quando viene a tornare d'aria bisogna ripararsi, bisogna fare, adesso mi non entro nel termine, diciamo, della questione, però siamo inconsapevoli che questi fenomeni, non dico che siano ormai, perché purtroppo nell'esperienza della nostra memoria, che quindi cos'è la nostra memoria? La memoria dei nostri nonni, degli anziani, ma la memoria è 70 anni, 80 anni. La storia non è la memoria. La seconda guerra mondiale è parte della memoria, perché c'è ancora chi si ricorda che l'aveva vissuta, ma no, è storia quella. La storia è per definizione quello che non è più memoria. E quindi invece di studiare la memoria come che famo tanto, studiamo la storia, che è proprio quello che seguiamo da smenterare, da quello che possiamo imparare. E cosa possiamo imparare? Possiamo imparare, per esempio, che il serbatoio più importante nell'età del bronzo dei cereali era l'Ucraina. Cosa significa questo? Che la temperatura in Europa era sensibilmente più alta. Sapevamo che in Inghilterra, roba che adesso non si può più fare, si coltivava un discreto vin. Quindi che era vise là, che adesso invece qua facciamo fatica delle volte a tenere, perché c'è delle difficoltà anche a livello di umidità, eccetera. Evidentemente abbiamo che se rendiamo conto che questo è un po' il mondo in cui viviamo, ma è sempre stato così, che sono sempre stati cambiamenti climatici, non possiamo dire provocati dall'uomo, tante volte provocati da esplosioni dei vulcani, di tutto può succedere, ma cosa possiamo fare noi altri un co'? Non possiamo difendersi contro un vulcano che esplode, non possiamo difendersi magari contro Kim e contro Donald, questo sì, ecco, però è un po' fuori, esatto, giustamente, che tu sei un po' fuori dalla nostra area di influenza, dicevo, ma cosa è che possiamo invece influenzare? È il fatto che di fronte a queste situazioni che capita, e purtroppo non credo che si possa fare tanto dal mio punto di vista, il problema è che siamo disarmai durante, e questo è un po' colpa nostra, perché non sicuremo le cose che sia natura che abbiamo para attorno, ma soprattutto se troviamo desarmai dopo, perché nel momento in cui che mi sei venuto a casa, che non è mia colpa mia, con tutte le tasse che devo pagare, e anche se non le avessi pagare, da qualche parte mi aspetto un aiuto, no? Ecco, quindi mi posso capire che quello che dice a Tocchetto è Stato non può pagare tutto, ma siccome che se paga le tasse, e questo parlo di teoria economica e anche teoria del diritto evidentemente, no? Se paga le tasse perché è Stato così a me tutea, quando che è stato non mi tutea P, bisogna che mi faccia una domanda. Mi non ho una risposta, però una domanda per tutti quanti, è questa. Allora, volevo dire che organizzazionivenezia.com hanno fatto il funerale, hanno fatto tante cose per protestare contro lo spopolamento di Venezia, l'invasione di turisti. Alessandro Mocellin, allora, anche questa è una tempesta, tempesta del sesso, non certo la bomba d'aria che purtroppo ha fatto i danni che aveva. Questa è una tempesta mediatica anche, no? Se ne parla molto. Direi che in generale, anche con quanto si diceva prima, a me sembra che ci sia sempre un po' questa nostra schizofrenia molto veneta, che è quella per la quale abbiamo molta anche maturata durante una Serenissima che comunque funzionava, una grande fiducia in quella che è l'autorità pubblica. Quindi ti spetta che in qualche maniera o uno che altro le robe gli sistema a livello alto. Però quando dopo X, Y, Z tempo questo continua a non succedere, la situazione continua ad aggravarsi, parlo in generale, non di singoli temi, ma questo si vede, bisogna pur farsi una domanda. E diceva prima il signor Gianni, no? Che possiamo dire, no, nei Vangeli c'è scritto ama il prossimo tuo come te stesso.
ma se ti non te vuoi ben ti per primo, se fatica che te vuoi bene agli altri, anzi te che vorrei mai perché te sei il primo che non sei convinto di se stesso. Noi altrimenti non siamo convinti di noi altri stessi. Ecco, se posso fare addirittura anche il teologo, spero che, ecco, no? Cioè, ragioniamo che sulle robe, ragioniamo sui concetti e sulle parole. Perché ci troviamo in una situazione, io per esempio oggi abbiamo pubblicato come Accademia della Lingua Veneta una replica all'Accademia della Crusca, che si è permessa di dire che, nonostante non sia vero che i piemontesi, invadendo il regno delle due Sicilie, hanno imposto l'italiano, se l'avessero fatto sarebbe stata una bella cosa comunque. Ecco, c'è questo ragionamento di imposizione che all'estero non esiste, all'estero si tutelano tutte le lingue che ci sono. Se gli americani avessero il napoletano, il siciliano e il veneto nel loro territorio, sarebbero lì a tutelarlo, a far venire tutti gli studiosi dalla Corea, dal Sudafrica per studiare. Ci sono studiosi che vanno a studiare il friulano, che è riconosciuto, il ladino, che è riconosciuto, il sardo, che è riconosciuto giustamente. Però cosa voglio dire? Noi veneti non vogliamo, invece addirittura quasi quasi ci tiriamo indietro quando si tratta di parlare in Veneto, di esprimere la nostra identità, che non ha niente di grave. Il caso Veneto non è così speciale, così importante per il mondo da doverlo uccidere, no? È così importante il Veneto da doverlo trattare in una maniera completamente diversa da quello che viene trattato il friulano, per esempio. Qual è la diversità? Qual è l'onta? Qual è il peccato originale dei Veneti? Mi chiedo. Ma ce lo chiediamo, dobbiamo chiedercelo noi. Ci è voluto il caso tirami su perché se ne parlasse magari qualcosa si smuove, non lo so. Perché quando troviamo, per esempio, che Machiavelli dice che l'italiano non esiste, non si chiama lingua italiana perché è il fiorentino, troviamo invece 200 anni dopo troviamo Goldoni che parla di lingua veneta, però oggi i veneziani dicono che la lingua veneta non esiste. E ora ose Goldoni che se sbaglia, o messo per non tornare con Matteo Secchi, se no ritorniamo sul tema del prima. Ma il problema è evidentemente che noi siamo i primi che non ci vogliamo bene, ci siamo stati abituati ad aspettare che arrivi un'autorità che nel caso veramente incredibile, posso dire, della signorina Toniolo, è un'autorità che non arriva. Perché noi adesso da fuori diciamo, perché non avevi fatto qualcosa prima? È il primo pensiero che ci viene, ma mettiamoci dentro, c'è una fiducia ancora che l'autorità possa gestire certe cose, c'è una fiducia che la Crusca dica cose che stanno in piedi, però appena uno fa un passo fuori e va in Germania, e va a Londra, e va in Cina, come è capitato a noi con la lingua veneta, si rende conto che qua i conti non tornano più. E allora dobbiamo noi per primi decidere se dobbiamo continuare ad aderire a un'autorità che tante volte essa stessa è in confusione, immobile perché non sa che cosa fare, oppure se dobbiamo dire, boh, mi prendo io le redini della situazione e anche un po' mi arrabbio, perché insomma che sarà anche un limite. Io dico sempre, va bene tutto, hai subito abbastanza, però continuerai a subire, o magari, speriamo di no, però poni un limite, cioè nella nostra testa ci deve essere un limite, sotto a quello non posso andare perché è indignitoso. Molto chiaro Mocellin, grazie professore.